Estorsione e rapina, arrestati a Venezia 3 portabagagli abusivi che si appropriavano anche con la violenza delle valigie dei turisti facendosi poi pagare per restituirle. Agivano nell'area della stazione ferroviaria. In vigore da oggi le zone rosse a Jesolo, Venezia, Chioggia Sottomarina. A Jesolo dispiegati più di 200 uomini e donne delle forze dell'ordine, in arrivo 15 nuovi carabinieri. Violento pestaggio di un nomade in un bar di Frassinelle Polesine, arrestati per tentato omicidio un 53enne esperto di arti marziali e un 37enne, entrambi italiani, aggravante odio razziale. Figlio indagato per l'aggressione a uno straniero, a Belluno si chiude il caso dell'assessore alle politiche sociali, il sindaco respinge le dimissioni di Dal Ponte che rientra in giunta. Non ce l'ha fatta il ragazzo di 15 anni rimasto gravemente ferito 2 giorni fa a Orgiano nel Vicentino nello scontro tra il suo scooter e l'auto di 23enne, lascia genitori e sorella. Nella Marca trevigiana sabato nero per le 2 ruote dopo una settimana di lutti, doppio incidente a Masere Sernaglia, 36enne di Asolo in terapia intensiva. Un finto maresciallo, una rapina mai avvenuta, un'anziana convinta a consegnare l'oro. A Padova la polizia ferma il responsabile mentre stava per salire su un treno per Napoli. A Padova la grande festa di Sant'Antonio, flusso record di pellegrini in Basilica, si arriva a 100.000 presenze, lunga giornata di celebrazioni in diretta su Media Nord-Est. Buonasera, bentrovati all'edizione regionale dei nostri notiziari. Dunque partiamo da Venezia con l'arresto, l'accusa per loro è di estorsione e rapina. Sono 3 portabagagli abusivi dell'Est Europa che si appropriavano anche con violenza delle valigie dei turisti, facendosi poi pagare per restituirle. Agivano nell'area della stazione ferroviaria. Si muovevano nell'area attorno alla stazione ferroviaria di Santa Lucia, prevalentemente nei pressi del ponte di Calatrava. Le modalità erano sempre le stesse. Fermavano i turisti come fossero dei portabagagli, si appropriavano delle loro valigie senza troppi complimenti e per restituirle pretendevano denaro con un'insistenza che arrivava all'intimidazione se non alla violenza. La polizia ha arrestato 3 uomini tra i 25 e i 50 anni, originari dell'Est Europa e con precedenti di polizia, tutti accusati a vario titolo dei reati di estorsione, tentata estorsione e rapina. Gli episodi di violenza, di prepotenza nei confronti dei turisti da parte di alcuni di questi portieri abusivi si stavano ripetendo e quindi li abbiamo, come dire, insomma, seguiti bene, abbiamo articolato dei servizi di osservazione, abbiamo costruito le responsabilità e il risultato è arrivato. Ci sono stati episodi di violenza, cioè hanno messo le mani addosso anche alle persone durante le rapine? Sì, non ci sono state lesioni vere e proprie, ma sì, l'aggressività è stata forte in qualche circostanza. Le investigazioni hanno documentato tra febbraio e marzo un'estorsione a 2 turisti israeliani, una rapina ad una giapponese, una tentata estorsione ed una rapina ad altri 2 giapponesi. Noi non siamo riusciti a dimostrare l'esistenza di un'organizzazione, ma dei collegamenti tra i soggetti sicuramente ci sono. Vivevano appunto in alloggi di fortuna, diciamo così. In alloggi di fortuna, sì. È venuto in flagranza l'arresto, poi sono stati fermati durante un... No, non l'abbiamo presi dove vivevano. C'è anche un quarto indagato, gravemente indiziato assieme a uno dei 3 arrestati, di una rapina commessa a bordo di un treno, sempre alla stazione di Venezia, il 24 gennaio. C'è una modalità particolare con cui venivano scelte le vittime, magari quelli più anziani, diciamo soggetti più deboli? Sicuramente queste persone sono, come anche i truffatori, sono bravi ad individuare le vulnerabilità, perché una persona anziana, anche una persona che si muove magari con dei ragazzi, con dei minori, certamente è più esposta e quindi magari cede più agevolmente. Accanto a quello dei borseggiatori, che rimane comunque il più diffuso, quello dei falsi portabagagli non è un fenomeno nuovo nell'area attorno alla stazione di Venezia. Desidero ringraziare la Procura della Repubblica e la Polizia di Stato per questo importante intervento. Estirpare la piaga dalle nostre città dei portabagagli abusivi e violenti è sicuramente una priorità per l'Italia e anche per Venezia. Assicuro in tal senso l'impegno del Comune di Venezia per rafforzare ancora di più la collaborazione del Comune e della Polizia locale con la Procura e la Polizia di Stato. E proprio a Venezia, ma anche a Chioggia, Sottomarina e Jesolo sono in vigore le zone rosse. A Jesolo in servizio oltre 200 uomini delle forze dell'ordine, 15 nuovi carabinieri, sono attesi rinforzi anche di polizia e vigili.
Riteniamo di avere necessità di avere strumenti per le forze dell'ordine di allontanare quei soggetti che vengono a Jesolo per creare confusione o per disturbare gli altri. Ecco, questo è proprio il tipo di turista, di ospite che Jesolo non vogliamo, per questo la zona rossa secondo me è uno strumento per rafforzare questo messaggio, e da adesso fino al 23 di agosto abbiamo inteso estendere anche le zone di Piazza Milano e Piazza Torino. Da Piazza Casabianca a Piazza Marina fino all'Arenile e la strada retrostante, la zona della stazione per un raggio di 500 metri, Piazza Milano e Piazza Torino. Per la stagione balneare 2026 a Jesolo si ampliano le zone rosse, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine interdetti alle persone già schedate. Zone rosse che entrano in vigore in queste ore e che rimarranno attive fino al 23 agosto. Ciò non significa che tutta la città non sia assolutamente controllata. Avremo a regime con tutti i rinforzi estivi oltre 200 unità fra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, guardia costiera, quindi tutta la città sarà presidiata. Nei giorni scorsi sono arrivati 15 carabinieri a cui dà ospitalità la città di Jesolo, quindi paga il pernottamento. Arriveranno delle forze di polizia nelle prossime settimane, la polizia locale lo stesso ha assunto 10 stagionali e anche la guardia di finanza poi durante l'estate avrà degli ulteriori rinforzi. Nel 2025 avevano avuto ottimi risultati con nessun episodio violento registrato e che vede con l'entrata in vigore delle zone rosse nel weekend di questo 2026 un deterrente per scongiurare risse, rapine, liti e schiamazzi. Episodi che nelle ultime settimane hanno visto Jesolo al centro delle cronache dopo la rissa scoppiata in piazza Brescia, quella in via Herrera nel quartiere residenziale vicino allo stadio Picchi e gli scontri in piazza Mazzini e piazza Marconi. Zone rosse che scattano anche a Venezia, Chioggia e Sottomarina. Bene così, maggior presenza di forze dell'ordine sul territorio, così daremo una risposta ovviamente più veloce, più incisiva anche ai cittadini che chiedono e pretendono maggior sicurezza e anche a tutte le attività commerciali del centro di Sottomarina. E proprio a cittadini, negozianti e turisti abbiamo chiesto che cosa ne pensano di queste zone rosse. Se c'è confusione, c'è qualcosa che non va, dobbiamo chiudere il negozio e andare a casa. È l'unica difesa che abbiamo in questo momento. È già successo? Certo, 2 o 3 volte ormai. L'anno scorso si è ripetuto 4 o 5 volte che abbiamo chiuso il negozio prima del tempo, specialmente di sabato sera perché c'era troppa confusione. Diciamo così. Zone rosse al via ai gestori dei locali del centro, come il titolare della sala giochi di piazza Marconi, plaudono all'avvio per la stagione estiva, sperando così in una maggiore presenza delle forze dell'ordine che fungano da deterrente per chi usa le piazze come teatro di episodi di violenza. Tra gli esolani e non, il sentimento è quello di un'accoglienza positiva al provvedimento. Io sono abbastanza tranquillo, vedo che la sicurezza c'è. E le persone si comportano tutte bene, quindi direi che va bene. Dipende un po' dai posti, dalle zone, però sì, la tranquillità c'è, non vedo queste grosse risse, almeno dopo dipende dagli orari che magari noi non frequentiamo forse. Bene, insomma, che ci siano più controlli. Sì, assolutamente sì, questo sì, devono esserci e devono farsi vedere, che così insomma cerchiamo di essere come deterrenti, no? Con i controlli. Bene, se si evitano risse, bene. Non ho parole, signorina, adesso siamo tutti purtroppo esterrefatti, è sempre peggio. Quindi bene che ci siano più forze dell'ordine in giro? Purtroppo sì. E bene, direi bene. Secondo me è una cosa buona, sì. Io non sono di Jesolo, sono appena arrivato, però sono contento di questa cosa, sì. Sono assolutamente favorevole a queste zone, si cerca di contenere, diciamo, questi schiamazzi, chiamiamoli così, queste zone hanno bisogno di sorveglianza e quindi che ben vengano. Sono d'accordo, poi ogni situazione va valutata, però non ci trovo niente di strano, credo che sia per la sicurezza pubblica. Tentato omicidio e percosse aggravate dall'odio etnico sono le accuse con le quali sono stati arrestati e sono in carcere a Rovigo un 53enne esperto di arti marziali e un 37enne, entrambi italiani. Il 30 maggio in un bar di Frassinelle i due avevano picchiato 2 nomadi, un 34enne che era rimasto gravemente ferito e un 26enne che era riuscito a fuggire. Il litigio era per futili motivi, come hanno ricostruito i carabinieri di Rovigo. Il 53enne avrebbe colpito il 34enne con pugni e calci
alla testa e al volto anche quando la vittima era a terra inerme e il complice lo avrebbe aiutato bloccando la vittima per impedirgli di difendersi, pronunciando frasi razziste. Per salvarlo in ospedale si è dovuto procedere a un intervento neurochirurgico. È ricercata una terza persona al volante dell'auto con cui i due si sono dati alla fuga. A Belluno ora, dove si chiude, almeno per ora, il caso politico che nelle ultime settimane aveva investito l'assessore ai servizi sociali. Meno di 48 ore il sindaco ha respinto le dimissioni dell'assessore. Marco Dal Ponte dunque rientra in giunta. Tutto in una notte o quasi, più o meno il tempo impiegato dalla lettera indirizzata al primo cittadino a passare dalla scrivania dell'assessore Marco Dal Ponte a quella del sindaco Oscar De Pellegrin, nella quale si comunicava la decisione di restituire le deleghe per evitare alla Giunta ulteriori imbarazzi e ripercussioni sull'attività amministrativa, dopo che il figlio era risultato tra i giovani coinvolti nell'aggressione a un cittadino egiziano avvenuta a Belluno lo scorso marzo. Mercoledì è arrivata la risposta del sindaco Oscar De Pellegrin, che ha respinto le dimissioni dopo un confronto con la maggioranza e motivata dalla convinzione che le responsabilità personali non possono essere trasferite ai familiari. Il primo cittadino ha ribadito la condanna per l'episodio di violenza e la vicinanza alla vittima, ma ha sottolineato come la vicenda non riguardi l'operato amministrativo dell'assessore, confermando la fiducia nel lavoro svolto da Dal Ponte in questi 4 anni di mandato. Dal Ponte ha fatto dietro fronte, rimettendosi subito al lavoro, ma le tempistiche hanno destato non pochi sospetti. Rumors interni confermerebbero che l'iter delle dimissioni sia stato deciso a tavolino proprio per tentare di salvare il salvabile a 1 anno dalla scadenza del mandato. Sia come sia, si chiude così, almeno sul piano politico, l'ennesimo periodo di forte tensione a Palazzo Rosso. Resta aperto invece il percorso giudiziario legato all'aggressione in via Loreto, sul quale proseguono gli accertamenti delle autorità competenti che hanno già sanzionato i 6 ragazzi con altrettanti provvedimenti di daspo urbano per la durata di 1 anno. Anche oggi ampia pagina dedicata agli incidenti stradali, non ce l'ha fatta purtroppo il 15enne Filippo Cortivo, gravemente ferito mercoledì a Orgiano. Il ragazzo era in sella al suo scooter Yamaha quando poco dopo le 13 si è scontrato con una Panda di un 23enne del posto. Fin da subito le condizioni del giovane erano apparse disperate, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso. Dopo 2 giorni di lotta tra la vita e la morte nel reparto di terapia intensiva pediatrica del San Bortolo, il cuore del giovane ha smesso di battere. Profondo cordoglio a Spiazzo di Valliona, dove il ragazzo viveva con genitori e sorella. Un altro incidente, un'altra motocicletta protagonista in queste ore, verso mezzogiorno a Maser, sulla strada Marosticana, vivo per miracolo un 36enne di Casella d'Asolo. Una lunghissima frenata sull'asfalto, segno più evidente dell'alta velocità, poi l'impatto contro lo specchietto retrovisore destro di una vettura e il volo dentro il fossato laterale. Il gravissimo incidente si è verificato sulla strada provinciale 248 Marosticana nel territorio di Maser, all'altezza dell'abitato di Coste. Ad avere la peggio è stato un motociclista 36enne di Casella d'Asolo. L'uomo proveniva da Montebelluno e sarebbe partito a razzo appena il semaforo è diventato verde. Da via Mattei, laterale che porta la zona artigianale, aveva appena svoltato verso sinistra, direzione Asolo, una Lancia Delta che si era già immessa sulla carreggiata. Il conducente però non avrebbe fatto in tempo a vedere la moto. Inevitabile a quel punto l'impatto, con il motociclista che si è buttato sul lato destro, passando sul fianco della macchina a cui ha tolto lo specchietto laterale e finendo fuori strada, prima contro un palo che potrebbe averne frenato il volo, poi dentro il fosso. Le sue condizioni sono apparse subito gravi a causa delle fratture e dei traumi riportati. Sul posto è arrivato l'elicottero del SUAMI di Treviso che lo ha trasportato al Cafoncello, dove è ricoverato in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Sarebbe potuto andare ben peggio se l'impatto fosse avvenuto sulla spalletta del ponticello. Al lavoro anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Montebelluna per i rilievi. La strada in quel tratto è rimasta chiusa per circa un'ora dopo il sinistro avvenuto verso mezzogiorno. Nel punto dell'impatto tra la moto e l'auto, a pochi passi da un bar molto frequentato, c'è una buona visibilità laterale in entrambe le direzioni. Il limite di velocità è di 70 km/h. Soprattutto ai giovani con le moto andare piano, perché la vita è una sola e non c'è niente altro da dire, bisogna andare piano. A me, 63 anni, mi suonano il clacson, perché? Perché vado troppo piano. E una volta ero scalmanato anch'io, adesso
mi sono reso conto che non ne vale la pena, bisogna andare piano. E proprio negli stessi minuti, a pochi chilometri di distanza, a Sernaglia della Battaglia, un altro incidente, questa volta ancora tra un'auto e una moto. Incidente all'ora di pranzo lungo la strada provinciale 34 nel comune di Sernaglia della Battaglia, proprio di fronte al campo di Tamburello di Fontigo. L'impatto violento ha coinvolto un'automobile e una motocicletta che procedevano nello stesso senso di marcia. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 53 anni di Primiero San Martino di Castrozza, che dopo l'impatto è stato scaraventato fuori dalla careggiata. La moto è rimasta ribaltata accanto all'autovettura con le ruote riverse verso l'alto, mentre il Centauro è sbalzato alcuni metri più avanti, finendo dentro al fossato che costeggia la strada. Fortunatamente l'uomo non avrebbe mai perso conoscenza e il fossato in quel tratto conteneva soltanto pochi centimetri d'acqua. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del SUAM 118. Dopo le prime cure, visti i traumi riportati, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero ha trasferito in pochi minuti il ferito all'ospedale Caffoncello di Treviso. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presenti anche i vigili urbani impegnati nei rilievi per accertare l'esatta dinamica dello schianto, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e dei mezzi coinvolti. Tra i residenti della zona torna intanto il tema della sicurezza stradale. Molti segnalano infatti come il tratto sia frequentemente percorso da veicoli che non rispettano i limiti di velocità, chiedendo maggiori controlli per prevenire nuovi incidenti. C'è delle moto che vanno via a 120-130 all'ora e anche macchine. Da che rotonda là passa per il paese e per cui potrebbero fare un senso unico. Possono fare un senso unico. Ora a Conegliano, nuova ondata di furti tra il quartiere Lourdes e il centro storico. Nel mirino dei ladri attività commerciali e pubblici esercizi. Cresce la preoccupazione tra commercianti e residenti. Cresce il senso di insicurezza a Conegliano dopo una serie di furti che negli ultimi giorni hanno colpito diverse zone della città, dal quartiere Lourdes fino al centro storico. I malviventi hanno preso di mira soprattutto attività commerciali, agendo durante la notte e lasciando dietro di sé danni e amarezza. Da noi sono passati mercoledì notte scorsa, per fortuna hanno preso solo il fondo cassa perché avevo già svuotato la cassa dall'incasso della giornata. E però per entrare mi hanno dovuto sfondare la porta. Al di là del valore del bottino, spesso contenuto, a pesare sono soprattutto i danni provocati per entrare nei negozi e la sensazione di vulnerabilità che questi episodi lasciano dietro di sé. Non è casa nostra, però è come se fosse casa nostra e abbiamo avuto un ritardo nell'apertura nel giorno seguente e adesso dobbiamo ricomprare la porta. Danni alla porta 500 euro che si sommano ai 200 di fondo cassa e 100 che dovevano dare ad un fornitore, totale 800 euro. Stessa sorte l'ha subita una fioreria poco lontano. Anche in questo caso il risveglio è stato amaro, con la titolare costretta a fare i conti con danni e disagi. Un mese fa sono entrati dalla finestrella sopra la porta, l'hanno sganciata, sono scesi, mi hanno portato via quel poco di cassa che avevo e poi sono usciti tranquillamente. Tra i commercianti il clima è di forte preoccupazione, una situazione che sta alimentando rabbia e frustrazione tra chi ogni giorno investe tempo e risorse nella propria attività, che ora chiede risposte concrete per riportare serenità nelle strade della città. Ci sentiamo un po' messi un po' in abbandono, abbandonati, perché obiettivamente non c'è nessuno che ti tutela, non ci sono telecamere a sufficienza che può dare eventualmente un aiuto per... Abbandonati e indifesi. È bravissimo, abbandonati e indifesi, ma non solo i negozianti, anche i privati, chiunque. Gli ultimi episodi si inseriscono in un contesto già particolarmente delicato, segnato nei giorni scorsi anche dalla rapina subita da una coppia di coniugi in zona Ferrera mentre stava facendo rientro a casa. C'è chi racconta di aver già subito furti in passato e di sentirsi impotente di fronte a un fenomeno che continua a ripetersi. A casa mia 3 volte. E supero il tubo del metano, è spaccato il vetro e la penultima volta mi avranno portato via 70.000 euro di valore. Poi la paura che mi resta in casa, di giorno sa, verso sera nell'imbronire mica
No, e dopo vanno dentro anche in certe case, anche con la gente dentro. Ancora un finto maresciallo, ancora una rapina mai avvenuta, ancora un'anziana convinta a consegnare tutto il suo oro. La truffa è stata scoperta a Padova, la polizia ha fermato il responsabile poche ore dopo in stazione, stava per prendere un treno. A finire nel mirino dei truffatori una padovana di 80 anni contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo delle forze dell'ordine. L'uomo le avrebbe raccontato che la sua auto sarebbe stata usata giorni prima da una banda responsabile di una rapina in una gioielleria di Padova. Per questo, di lì a poco, sarebbe arrivato a casa un incaricato per ritirare tutti i gioielli e portarli in caserma per un confronto con la refurtiva. Pochi minuti dopo, mentre l'anziana era ancora al telefono, si è presentato un uomo di circa 35 anni che si è fatto consegnare anelli, catenine e un orologio di valore per un totale di oltre 20.000 euro. Solo dopo che l'uomo se n'è andato, la donna ha capito di essere stata raggirata e ha avvertito la figlia, che ha chiamato immediatamente il 113. L'intervento degli agenti è scattato subito. Mentre una volante raggiungeva l'abitazione della vittima, un equipaggio in borghese della squadra mobile si è diretto in stazione. Qui, sul primo binario, proprio mentre stava per partire il treno per Napoli, i poliziotti hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dall'80enne. Fermato e controllato, nello zaino aveva tutti i gioielli appena sottratti all'anziana. Si tratta di un 37enne originario della provincia di Salerno, già noto alle forze dell'ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Riconosciuta la flagranza del reato, è stato portato nel carcere Due Palazzi a disposizione della procura. La refurtiva è stata restituita alla vittima. Torniamo nel Trevigiano, esattamente a Povegliano, per l'assemblea. Lo sciopero di lavoratori e lavoratrici della latteria Sant'Andrea denunciano richieste rimaste inascoltate da parte dell'azienda e hanno proclamato anche lo stato di agitazione. A distanza di circa 2 anni dal primo incontro per aprire una procedura di contrattazione secondo livello, ad oggi ci troviamo davanti a un muro. FLAI CGIL Treviso annuncia l'apertura dello stato di agitazione alla latteria Sant'Andrea di Povegliano. Secondo il sindacato sarebbero stati ripetuti tentativi di dialogo tra i dipendenti, circa una trentina, e l'azienda, senza però ricevere alcun riscontro. Le richieste comunque dei lavoratori non sono esagerate, ma sono di condizioni lavorative e di vita adeguate. Chiedono il riconoscimento di un buono pasto, chiedono il riconoscimento di un piedilista, chiedono il riconoscimento di poter avere anche quella mezz'ora di pausa retribuita prima di dover riprendere la guida di mezzi che diciamo a dir poco sono complicati. Condizioni di lavoro più dignitose è l'obiettivo della mobilitazione dei lavoratori. Per questo è stato proclamato uno sciopero che ha coinvolto principalmente i dipendenti impegnati nei mercati rionali della Marca e anche fuori provincia. Il nostro appello è che si convochi l'assemblea dei soci della cooperativa, visto che comunque è di natura cooperativistica, per ragionare e trovare delle risposte soddisfacenti a queste richieste dei lavoratori. Oggi la festa di Sant'Antonio, grande festa a Padova, possiamo vedere in diretta anche le immagini che arrivano della processione con le reliquie del santo per le vie della città, migliaia i fedeli che stanno seguendo questa giornata di devozione, più di 100.000 i pellegrini che quest'anno stanno partecipando alla festa in Basilica, numeri da record anche via web, 700.000 persone raggiunte in Italia via Facebook, più di 80.000 tra il sito 13giugno.org e la pagina Facebook in inglese. Il rettore della Basilica del Santo, padre Antonio Ramina, ha espresso grande soddisfazione commentando con gratitudine l'abbraccio dei pellegrini a Sant'Antonio, che si conferma ancora una volta il santo tra i più amati del mondo. E dunque una grande festa che continua anche sulle reti media nord-est che fin da questa mattina vi hanno raccontato questa giornata tradizionale di devozione, baciata quest'anno anche da un bel sole estivo. Andiamo a rivedere proprio l'apertura della giornata alle 5:30 in punto, prima dell'alba il rettore ha aperto le porte della Basilica.
Buongiorno, ci siamo, il grande giorno è arrivato, la festa di Sant'Antonio, buona festa di Sant'Antonio a tutti, dal Sagrato della Basilica, anche quanta emozione c'è sicuramente da parte di chi è qui già da tempo per essere proprio tra i primi ad entrare nella Basilica, siete i primi proprio di oggi. Da dove viene, signora? Dal Vignasego. E ogni anno è qui per prima all'apertura della porta. Quest'anno in bicicletta. Come mai? Perché l'anno scorso il tempo era incerto e quest'anno, visto che è buono, c'è anche mio marito, siamo venuti insieme. Io vengo da Termoli, provincia di Campobasso. Questa è l'84esima volta che vengo a Sant'Antonio a Padova. Scusi, ripeta? È l'84esima volta. Ho capito bene, 84esima. Quanti anni ha? Io ho 70 anni, perché delle volte sono venuto più di un anno, è dal 1975 che vengo, però dal 1983 vengo alla festa, dal 1983 in poi, soltanto l'anno del Covid non sono potuto venire anche perché ho avuto pure la paralisi. Bellissimo, emozionante sentire queste prime voci, la porta si è socchiusa, quindi credo che davvero manchi poco, entreremo insieme ai primi pellegrini, eccoci qua. Auguri. Rettore, buongiorno. Buona festa naturalmente. Grazie. Io credo che anche per lei sia comunque sempre un'emozione, i pellegrini che entrano la salutano, le chiedono come va. Io penso che anche per lei, anche se ogni anno si ripete questa celebrazione, l'emozione sia forte. Che emozione le provocano queste persone? È una novità ogni anno, di fatto vedere come Sant'Antonio sia amato e accolga i pellegrini sempre con così grande entusiasmo, un'accoglienza reciproca è motivo appunto di sorpresa, no? Anche di gratitudine, perché non si capisce mai fino a che punto questo sia, come dire, frutto di una sola buona volontà delle persone, che è pur buona, oppure anche la risposta ad una chiamata che arrivano da Sant'Antonio stesso, che vuole i suoi amici vicino a sé. Grazie a Federico Fusetti, che stamattina insieme al Rettore appunto ha aperto, diciamo così, idealmente la Basilica. Possiamo vedere ancora un altro passaggio e possiamo anche, credo, sentire gli effetti audio che arrivano in diretta da Padova. La statua, anche i carabinieri in grande uniforme, in alta uniforme, ai lati. Che noi cristiani ci impegniamo. Il padre Antonio Ramina, Rettore della Basilica, gli dietro il vescovo Claudio Cipolle e quindi il padre Roberto Brandinelli. Ma anche e soprattutto contro le strutture che creano nuova miseria ed emarginazione. Ce lo conceda colui che si è fatto carico di ogni ingiustizia e peccato, Gesù Cristo, nostro Signore. Gloria al Padre. Immagini in diretta dalle vie della città di Padova, dove è in corso la tradizionale processione solenne per la festa di Sant'Antonio, che sulle reti media nord-est potete continuare a seguire. Chiudiamo parlando di calcio con una nota stampa. Il Calcio Padova ha ufficializzato l'ingaggio del nuovo allenatore. A guidare la prima squadra sarà Antonio Calabro, che ha sottoscritto con i biancoscudati un contratto fino al 30 giugno 2028. Pugliese, classe 76, nelle due ultime stagioni è stato la guida tecnica della Carrarese, con cui ha guadagnato anche un passaggio di categoria dalla Lega Pro alla Serie B. E questa era la nostra ultima notizia. Dopo la sigla vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per l'attenzione. Buona serata.